perché trovo giusto che abbiamo qua un nostro senatore che è reduce da quello che è successo ieri al Senato e quindi risponderà volentieri alle vostre domande. Io posso solo dire che oggi siamo stati noi in Consiglio regionale tutto il giorno a quali anche fortunatamente ci hanno risposto a delle interpellanze che riguardavano il diritto allo studio e io ho volentieri colto l'occasione, in quell'occasione, di far presente a tutto il Consiglio regionale qual è la nostra opinione su quello che è successo ieri al Senato. Devo dire che è la prima volta che mi succede anche di arrabbiarmi talmente tanto da emozionarmi in aula e sono arrivata a dire che mi vergogno profondamente di quello che è successo, ma mi vergogno profondamente anche di chi in quell'aula, pur non essendo d'accordo, non si azzarda ad esprimere nessuna opinione. E mi riferivo nello specifico ai miei colleghi consiglieri del PD, dei quali alcuni sono anche insegnanti, e alla nostra Presidente della Regione che ovviamente non si è ufficialmente espressa sulla questione. Che è una maestrina. Che è una maestrina in aula, ha un ruolo ben preciso. Io vorrei anche chiamare qua vicino a me un nostro attivista che segue tutto quello che riguarda la scuola e ha seguito in maniera molto da vicino questa riforma, che è Aulo Cimenti. Vieni qui che così magari dici anche tu due parole su quello che è il nostro sentimento a riguardo a quello che sta succedendo in questi giorni. Grazie Eleonora. Io dicevo poco fa, scendendo da Gemona, che mi ritengo in lutto, sono in lutto per quello che è successo ieri alla scuola pubblica, un atto ignobile, vergognoso, scandaloso, fatto da un governo che definisco presuntuoso, arrogante e prepotente nei modi e anche, soprattutto, nelle parole. Ritengo che la riforma che ieri hanno approvato chiamandola buona scuola abbia tutto tranne che qualcosa di buono. Questi signori da mesi lavorano o hanno fatto finta di lavorare su una proposta che altro non è se non un ibrido di diverse proposte che in questi anni non erano arrivate all'obiettivo finale. Bene, hanno fatto un puzzle di queste proposte, le hanno messe assieme e ieri si sono riempiti la bocca al Senato. Se avete ascoltato i vari interventi, tra i quali il più scandaloso, quello della Puglisi, dove ha detto un sacco di emerite, passatemi il termine, però se non si usano termini coloriti non si rende, stronzate in quello che ha detto. Una scuola che non sarà più una scuola libera. Io sono un docente precario da ormai 11 anni, una scuola che non permetterà quella libertà che la stessa Costituzione cita, è una scuola che renderà a tutti gli insegnanti e secondo me anche agli stessi dirigenti scolastici meno diritti e anche meno sicurezze, incertezze. Non è vero che i signori hanno in questi mesi, diciamo così, ascoltato, o meglio hanno soltanto sentito le diverse istanze del mondo della scuola senza però considerarle. Hanno fatto soltanto, come dire, delle apparenze, hanno fatto finta di prendere atto
delle istanze di tutto il mondo scolastico, perché essere riusciti a portare tutti i sindacati, giusti o sbagliati, ognuno possiamo avere l'opinione che vogliamo sui diversi sindacati della scuola, a coalizzarsi per la prima volta dopo anni, anni e anni, significa che evidentemente qualcosa che in questo loro disegno di legge non andava, c'era. Hanno parlato di merito. Il merito questa riforma non lo darà. Perché non lo darà? È semplice, perché coloro che dovranno fare i cosiddetti concorsi per esami e titoli si vedranno poi andare su un albo territoriale. Aspetteremo di vedere come saranno organizzati questi albi territoriali, ma lo stesso dirigente potrà chiamare il docente da questo albo territoriale senza una graduatoria. Quindi qual è il merito? Dov'è il merito? Sul discorso dei precari, sul discorso delle assunzioni. I signori dicono che risolveranno il problema del precariato, ma non è assolutamente vero. I signori elimineranno i precari, tant'è che anche adesso mi rileggevo alcune parti emendate rispetto alla prima bozza, al disegno che era passato appunto alla Camera, ed è stato ulteriormente peggiorato, perché a partire dal 2016-2017 addirittura la graduatoria di terza fascia di istituto, e qui se ci sono colleghi sanno di che cosa parlo, sparirà. Quindi non ci sarà più la possibilità di insegnare per coloro che non hanno l'abilitazione. Uno potrebbe dire, beh sì, chi non è abilitato non deve insegnare. Il problema è che lo Stato per anni su tantissime classi di concorso non ha neppure come dire, organizzato i corsi per le abilitazioni. Quindi questa è un'altra cosa assolutamente incoerente tra quello che hanno scritto e quello che poi è la realtà ufficiale. Ancora sul discorso delle immissioni in ruolo, poi Nicola sicuramente ne sa qualcosa tecnicamente più di me, 100 e 2000 assunzioni. Beh, i precari saremo, penso, almeno 200-250.000. In queste 100.000 assunzioni una parte sono assunzioni che ogni anno, mi sembra la metà, ogni anno vengono fatte per il turnover, quindi di fatto resteranno nette 50.000 assunzioni, attenzione però non fatte da settembre, fatte probabilmente durante l'anno scolastico. Io voglio vedere poi come faranno i dirigenti scolastici ad ampliare quello che loro chiamano, quello che si chiama il piano dell'offerta formativa, e a calibrarlo su quelli che sono i posti che il DDL prevede rispetto a quella che sarà l'esigenza della scuola. E quindi la tutela dei precari non c'è. Era così semplice prevedere un piano quinquennale, quadriennale, quinquennale, dove sistemare, dove, diciamo così, assorbire il precariato storico, perché io l'ho detto anche in audizione alla Camera come rappresentante del gruppo italiano dei docenti di laboratorio, ci sono moltissimi insegnanti che insegnano da 10, 12, 13, se non 15 anni senza mai essere diventati di ruolo. Queste persone hanno fatto delle scelte di vita, queste persone in questi anni hanno portato avanti la scuola. Come fa un governo oggi a dire a queste persone: bene, tu dal 2016 o passi il concorso oppure te ne vai a casa perché non ci servi più? Hanno previsto un fondo di risarcimento dei danni, mi pare proporzionato fino a 2, 3, da 5, 6, massimo 7, 8 mensilità. Uno stipendio medio per chi fa 18 ore, parlo delle superiori, si aggira sui 1.250-1.280 euro al mese. Quindi una persona dopo 10 anni dovrebbe essere rimborsata con
10-12 mila euro lordi, attenzione, non netti, e quello è il buon saluto della serie: ci sei andato bene per 10-12 anni, adesso te ne puoi pure andare. Questa è la buona scuola che il signor Renzi, la Puglisi e tutti quelli che ieri hanno votato il provvedimento ritengono sia una buona scuola. Quindi meritocrazia in questo disegno di legge non c'è, non c'è. È anche assurdo loro che parlano di meritocrazia e di preparazione, che questo disegno di legge venga scritto da persone che non hanno mai messo piede all'interno di una scuola, da persone che sono lì con la maturità, senza nulla togliere a chi ha un diploma di scuola superiore, si permettono di spiegare e insegnare a coloro che nella scuola ci sono da anni e anni. Sottosegretari che risultano essere fuori corso all'università da 10-15 anni, ma questo può essere un paese meritocratico, può essere un paese che cresce, può essere un paese che veramente investe in quello che è il futuro, in quello che è il futuro dei ragazzi, il futuro di un paese? Beh, io penso proprio di no. Ed è anche vergognoso, Eleonora, che la signora dottoressa, quello che è Serracchiani, fotocopia mal riuscita di Renzi, non dica niente per quello che sta succedendo. La aspettiamo, com'è? Non ha il coraggio di prendere posizione, la attendiamo, la Serracchiani, glielo dico, sul piano di dimensionamento della montagna, la attendiamo, lei e l'assessore Panariti. Quindi uno scempio si è compiuto ieri e mi dispiace anche che molti colleghi purtroppo non abbiano ancora capito quello che il disegno di legge prevederà, perché c'è un articolo, se non erro il 22, che dà delega al governo di procedere poi con i decreti attuativi in merito anche al contratto collettivo. E quindi tutto quello che adesso è all'interno del contratto e che andrà, come dire, in contrasto con quello che è previsto dal disegno di legge sarà superato. Il disegno di legge prevede che le scuole rimangano aperte tutta la giornata, ma ci chiediamo, o qualcuno si è chiesto, con quali risorse umane? Sicuramente con gli insegnanti, e quindi bisogna guardare oltre. Il contratto delle 18 ore frontali di lezione, quindi delle 18 ore settimanali, scomparirà. Questo sarà sicuramente, io lo do per assodato, quindi questo disegno di legge va a infierire su quello che è il contratto collettivo, va a togliere quelle che sono le tutele di tutti gli insegnanti, senza dare garanzie. Una cosa vergognosa. Quindi un disegno di legge che non ha senso, un disegno di legge che è un qualcosa di mal compiuto. Ho sentito dire a alcuni, l'importante è fare, ma assolutamente l'importante è fare. È meglio non fare se le cose si fanno male, se le cose non sono e non vengono condivise. Ancora, faccio questo ragionamento: i dirigenti scolastici potranno scegliere i docenti, quindi gli ambiti territoriali, un insegnante manda il curriculum. Io mi chiedo, ma un insegnante che grande curriculum può avere, nel senso che non è paragonabile a colui che lavora nel privato, in quanto potrà avere un corso di perfezionamento, un corso di aggiornamento in più o in meno, ma non ci può essere questa grande differenza tra un insegnante e un altro insegnante. Quindi questo porterà sicuramente a quello che gli italiani sanno purtroppo ben fare, quindi il clientelismo, non la meritocrazia.
probabilmente il scegliere alcune persone rispetto ad altre, quindi un disegno di legge vergognoso che chiude e distrugge la scuola. Scusate se mi sono dilungato troppo, ridò la parola a Elena. Confermo, Aulo, che la risposta anche dei nostri colleghi ai quali abbiamo chiesto, ai insegnanti in Consiglio regionale, abbiamo chiesto ma sinceramente non vi vergognate di questo disegno di legge, è stata proprio quella: piuttosto che non fare niente è meglio fare qualcosa. Ed è una tragedia questa, perché va bene, possiamo arrivare a capire il voler dimostrare di fare o far finta di fare, ma fare dei disastri come quelli che sono stati fatti è assolutamente una cosa vergognosa. Io passerei subito la parola al nostro ospite, il senatore Morra, e dacci un po', raccontaci un po' quello che è successo tu e poi magari facciamo fare domande dai cittadini qui presenti. Bene, intanto io vi ringrazio perché stare qua ad ascoltare significa avere a cuore un'istituzione, appunto la scuola, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di qualunque civiltà che crede in se stessa investendo nel proprio futuro, perché la scuola è quella che permetterà poi ai nostri ragazzi di diventare persone e cittadini sempre più maturi e consapevoli, ed è sulla scuola, sulle agenzie formative cosiddette, che le civiltà più effervescenti, le civiltà più ottimiste hanno investito, appunto perché avevano profonda coscienza del proprio valore. Noi che forse siamo affetti da una malattia che da alcuni specialisti viene detta nichilismo, al contrario disinvestiamo, perché forse siamo consci della nostra ignoranza, della nostra pochezza innanzitutto morale, e quindi togliamo soldi, ma soprattutto togliamo rilevanza sociale, togliamo gratificazione morale dalla scuola. Perché dico questo? Perché Aulo ha parlato della scuola soprattutto dal versante docente. Io voglio parlare della scuola dal versante cittadino. Io sono un semplice cittadino, potrei anche non essere un insegnante della scuola pubblica, potrei anche non aver figlio, magari prossimamente nipoti, che possano diventare studenti della scuola pubblica, però voglio una scuola che permetta ai cittadini che insieme a me faranno il futuro di questa nazione. Voglio una scuola che educhi alla criticità, che educhi all'autonomia di pensiero. Io devo imparare a pensare con la mia testa, non con la testa del dirigente scolastico, perché altrimenti rischio purtroppo di non aver confermato il contratto, perché il contratto non sarà più quello unico nazionale, ma sarà quello individuale stipulato ogni 3 anni appunto con il dirigente scolastico, che a questo punto, apro e chiudo velocissimo una parentesi, potrebbe tranquillamente ottenere l'equiparazione con la dirigenza pubblica. Io non so se qua in piazza ci siano dirigenti scolastici e colleghi, perché io sono un insegnante di filosofia e storia prima ancora che un parlamentare. Però ecco, a mio avviso, e ve la dico subito in soldoni, come si dice a Roma, la riforma avrà fra le altre cose anche ulteriori effetti, fra questi il progressivo e veloce prepensionamento su base volontaria di colleghi che magari con 27, 28, 30, 32 anni di anzianità di servizio si potranno dall'oggi al domani trovare sbattuti a 40, 60, 80 chilometri di distanza rispetto alla sede di titolarità, per cui facendo 2 calcoli io prima prendevo 1.660, 1.700 magari, adesso prendo la stessa cifra ma devo perderci 400-500 euro al mese di spese di trasporto,
in più devo perderci ogni volta che vado a scuola 2-3 ore fra andata e ritorno, mi faccio 2 calcoli, me ne vado in pensione a 1200 euro, 1250 euro, poi magari arrotondo e qualcosa insomma la guadagnerò, perché non è strano che insieme alla riforma della scuola Padoan e poi anche Poletti e poi anche Renzi abbiano iniziato a parlare di flessibilità in uscita sul versante previdenziale, anticipatamente rispetto a quanto imporrebbe la legge Fornero, che è attualmente legge dello Stato. Ora, questa riforma difetta di un qualunque progetto educativo didattico, non sono stati affatto interpellati pedagogisti, docenti di scienza dell'educazione, non c'è stata una consultazione di teorici che hanno, chi più chi meno, sposato questa riforma oppure contrastato la stessa. No, questa riforma è nata in ambienti confindustriali. Se qualcuno conosce la fondazione 3L che ha alle spalle la fondazione San Paolo, può trovare in rete tutti i materiali necessari per farsi un'idea, ed è nata con lo scopo di ridurre la spesa che lo Stato annualmente sopporta, soprattutto per la massa stipendiale che viene corrisposta a noi docenti. Si otterranno dei risparmi di spesa, ma questi risparmi di spesa dovevano in qualche modo essere giustificati di fronte ad un'opinione pubblica che non può più accettare dopo il governo Monti la logica della spending review e quindi dei tagli così uguali per tutti. Per cui che abilità hanno avuto questi signori? Questa riforma è una riforma meritocratica. Bellissima parola, tutti quanti siamo innamorati della meritocrazia, trovatemi un cristiano che sia innamorato del contrario. Io non ho mai sentito perorare la causa della demeritocrazia, anche se poi bisogna chiarirsi, perché questo è il paese in cui anni fa ha avuto anche un notevole successo un libro dal titolo Mignottocrazia, ve lo ricordate? Beh, io non ci trovo nulla di strano a pensare che la cosiddetta meritocrazia che si vorrebbe imporre in qualche modo si ricolleghi alla adulocrazia, per cui chi è più capace di adulare il suo dirigente scolastico più si troverà confermato, chi è invece una testa calda, un cane sciolto, insomma uno che ama pensare e dire quello che pensa potrebbe aver qualche fastidio, qualche difficoltà. Però poi entriamo nel merito delle questioni. C'è qualcuno che abbia mai definito il merito e di conseguenza anche il demerito? Ci sono tante definizioni dei docimologi del merito, ma i signori che hanno approntato la riforma non sanno neanche che cosa sia la docimologia, per cui io gliel'ho provato a dire in commissione, neanche in aula mi sono sprecato, perché tanto sapevo che le parole debbono anche essere capite e questa parola non sarebbe stata certamente capita. Il punto qual è? Loro vogliono sempre più una scuola in cui la libertà di insegnamento non venga garantita, perché noi dobbiamo sempre più essere educati non più a diventare cittadini con una testa pensante da sé, dobbiamo sempre più essere educati a diventare consumatori di un mercato elettorale in cui attraverso la pubblicità, o meglio la propaganda, si riesce a vendere il prodotto più credibile, il più apprezzabile, che poi sia PD, oppure Lega, oppure SEL, oppure PDL, questo è secondario. L'importante è che sia sempre espressione di un sistema. Per far questo tu devi affossare l'intelligenza critica e per farlo devi sempre più incentivare un'intelligenza che sia sempre più capace di eseguire e sempre meno capace di
provare ad esplorare nuove strade. Io non so se qualcuno abbia mai letto Goleman, l'autore dell'intelligenza creativa, oppure si sia interessato a Gardner, oppure abbia anche semplicemente visto L'attimo fuggente. Probabilmente quest'ultima opzione è stata da molti, insomma, esplorata ed esperita in passato. Bene, dopo 25 anni di insegnamento e dopo aver studiato un pochino, mi sento di dire che la vera scuola è quella che non osteggia affatto il pensiero divergente, educa anche, esercita anche, allena anche al pensiero convergente, perché alcune operazioni esecutive tutti quanti noi le dobbiamo saper effettuare. Ma dir questo non significa affatto che si debba uccidere sul nascere il pensiero divergente, anzi è sempre il pensiero eretico quello che ha fatto intravedere nuove strade che poi hanno portato l'innovazione. Io ricordo a tutti che un certo Albert Einstein è stato finanche bocciato. Io, ignorante quanto e come sono, non ho mai avuto la possibilità di sperimentare la bocciatura, però non può essere la bocciatura o la promozione a determinare il successo, la soddisfazione di vita di una persona, di un'identità, di una sensibilità. Questa scuola invece risponde a logiche, scusate se uso questa terminologia, a logiche di un capitalismo maturo che propende per le cosiddette economie di scala. Che cosa sono le economie di scala? Quelle per cui alcune erogazioni di beni e servizi possono costare di meno se tu accorpi i centri di produzione. E allora voi siete friulani, io sono calabrese seppur adottivo, il vostro territorio è un territorio in larga misura pianeggiante, ma conosce anche la collina e la montagna. Bene, sbaglio se ipotizzo che magari fra 10 anni le scuole dei paesi di montagna scompariranno? Perché i dirigenti scolastici che avranno a disposizione semplicemente docenti rifiutati dai centri più popolosi, più ricchi, dalle scuole, scusate, dei centri più popolosi, più ricchi, dalle scuole che saranno in grado di attirare le sponsorizzazioni, i contributi dei privati, quelle scuole saranno in grado per esempio di offrire la banda larga, l'insegnamento multimediale. È ovvio che se faccio vedere L'attimo fuggente o qualche altra pellicola in maniera intelligente, naturalmente, non come ogni tanto magari si fa sciaguratamente, beccatevi sto film e non rompete le scatole mentre mi compilo il registro, ma io sono fermo al registro cartaceo, adesso c'è quello elettronico, l'innovazione non l'ho potuta sperimentare negli ultimi anni, però ecco, se io faccio per esempio didattica attraverso la multimedialità cosiddetta, se io in collegamento Skype seguo una lezione, un seminario all'Università di Padova, oppure faccio una call conference con un liceo classico di Udine o di Pordenone o di Mantova e quindi attivo una sinergia possibile, visto che queste sono le possibilità che mi vengono concesse dall'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza. Benissimo, se io faccio questo, forse lo posso fare più facilmente in un centro che ha a disposizione questo hardware, per quanto magari il software mi venga anche concesso nella frazione o nel paesino di montagna. Ora, questa riforma, esattamente come è avvenuto 15 anni fa con la aziendalizzazione della sanità pubblica, produrrà indirettamente una privatizzazione della sanità pubblica stessa. Perché? Perché se tu affossi la qualità del prodotto pubblico statale, indirettamente
finisci col favorire la concorrenza, e cioè il prodotto offertoti dal privato. Io sono anche indegnamente, per vostra sfortuna, in Commissione Affari Costituzionali e pertanto negli ultimi mesi, negli ultimi anni mi sono dovuto ripensare, rileggere incessantemente la nostra Costituzione, e la nostra Costituzione ha un articolo formidabile di cui io ero innamorato fin quando l'ho letta da ragazzino le primissime volte, che è l'articolo 3. Nell'articolo 3 si legge al secondo comma che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono Perché io mi sono innamorato di questo articolo? Perché alle mie spalle, per parte paterna, io ho delle tradizioni contadine. Mio nonno paterno era fabbro, mio papà si è potuto permettere semplicemente, ma già era un lusso per tanti motivi, un diploma di maturità classica. Io sono stato nella mia famiglia il primo laureato e ricordo ancora la gioia negli occhi dei miei genitori quando si è celebrata la mia laurea. Sono voluti venire all'università per partecipare alla discussione della tesi, hanno voluto far loro una festa. Per me non era neanche giusto, perché nel caso, per come ragionavo e per come ragiono io, la festa la si doveva fare quando mi ero iscritta all'università, perché secondo me quando uno si iscrive, a meno che non capitino eventi imprevedibili, deve anche provare a concludere gli studi. Però io ricordo la gioia che era vissuta dai miei genitori, perché non avendo avuto grandi possibilità, poi in me avevano il coronamento di un loro sogno. E perché questo avveniva? Perché appunto la Repubblica, attraverso un intervento perequativo, attraverso per esempio dei finanziamenti affinché il diritto allo studio fosse cosa vera e reale e non fantomatica e metafisica, ma io sono un metafisico, quindi devo anche correggere il tiro. Benissimo, questa possibilità è stata data a milioni di italiani. Adesso invece mi immagino chi vive nei paesi, vedendo poco alla volta che dopo l'ufficio postale, dopo per esempio la caserma dei carabinieri, dopo io vengo da una conferenza stampa in cui si è detto qualcosa della chiusura del tribunale di Tolmezzo, si è ragionato della soppressione dell'ospedale di Gemona. Benissimo, noi poco alla volta vediamo scomparire ciò che testimonia la presenza dello Stato sul territorio. E che cosa capiamo? Che tutto viene trasferito nella città, sempre per le economie di scala. Però io negli ultimi 2 anni sono stato costretto a ritornare a Roma. Io abitavo con i miei vicino alle Fosse Ardeatine, ma vicino alle Fosse Ardeatine significa anche Garbatella, Ostiense, Tormarancio, oltre che quartiere Ardeatino, quindi diciamo così una situazione di estrema eterogeneità. Adesso vivo nei pressi dei palazzi, perché per tanti motivi si deve vivere là vicino. Beh, sappiamo tutti che è cosa ben diversa vivere a Roma Centro oppure a Roma Parioli, piuttosto che vivere a Borgata Finocchio oppure a Laurentino 38. E lo capisci anche quando devi comprare l'appartamento oppure devi prendere in affitto un appartamento, perché non penso che tanti abbiano la possibilità di comprare un immobile a Roma Centro oppure a Trieste o a Udine, nelle zone dal punto di vista immobiliare più prestigiose, e magari si va a finire in periferia, e magari anche il trasporto pubblico con cui arrivare nella scuola. E poi vi aggiungo anche un'altra cosina, perché poi le scuole finora sono state oggetto di valutazione soprattutto, ahimè, quantitativa, esattamente come la sanità. Se il parametro di valutazione del merito di un dirigente
che in pratica sublima il merito dei suoi docenti è dato dal numero dei promossi, dalla media di voto dei promossi. Beh, capiamo tutti che non andiamo da nessuna parte. E pur tuttavia noi abbiamo ancora oggi questa ipocrisia. Noi stiamo vivendo, e non lo dice Nicola Morra, un formidabile analfabetismo di ritorno. La dimostrazione ne è il nostro Presidente del Consiglio. Io l'altra volta devo dire, quando si è presentato mercoledì mattina in aula, per fortuna ha fatto una citazione in latino. Dico per fortuna perché io ci tengo ad avere un Presidente del Consiglio che sia espressione di una cultura solida, importante. Fra l'altro mi risulta che Matteo Renzi sia laureato in giurisprudenza. I laureati in giurisprudenza imparavano a memoria i brocardi latini perché appunto sintetizzavano secoli e secoli di riflessione sul diritto a partire appunto dalla legislazione scritta. Da quando abbiamo avvertito la necessità di porre per iscritto le norme, ci dotiamo anche dei brocardi, delle formule con cui sintetizzare la regola aurea. Se no, altrimenti io in altre occasioni mi sono sentito citare i Chalice, non so se vi ricordate, negli anni '80 hanno vinto con fiumi di parole un festival di Sanremo che è rimasto memorabile. Però questa è la qualità. Vi ricordate quando ci ha fatto il video e quindi ci ha invitato ad approfondire la cultura umanista? Peccato che poi magari la cultura era umanistica, però gli perdoniamo tutto perché lui ha a disposizione tutti i mezzi di comunicazione di massa. Per cui io mi sono trovato anche sul Corriere della Sera, tanto per farvi capire in che clima di democratura noi si viva, democratura crasi fra democrazia e dittatura, tanto per essere precisi, mi sono trovato sul Corriere della Sera in un articolo di Maria Teresa Meli, quindi una delle più importanti firme del Corriere, delle frasi che non ho mai detto. Poi ho dovuto mandare una lettera che naturalmente Maria Teresa ha voluto fosse di precisazione e non di rettifica. Io l'ho anche accettato perché a mio avviso i giornalisti vanno anch'essi aiutati a superare questo effetto plagio per cui quasi tutti sono innamorati di Matteo di Rignano. Però ecco, senza ulteriori digressioni, perché vorrei rispondere a qualche vostra domanda, sappiate che questa riforma è quanto di peggio ci si potesse augurare. Io per primo sono convinto che la scuola debba essere riformata e dovesse essere riformata, perché nelle nostre scuole troppe volte le intelligenze dei nostri ragazzi vengono mortificate, perché nelle nostre scuole troppe volte le sensibilità degli operatori della scuola vengono ammazzate. E allora investire nella scuola, in una scuola di una società che si sta profondamente trasformando. Stamattina ho dovuto telefonicamente rilasciare un'intervista per una trasmissione RAI, mi si poneva il problema delle classi particolarmente affollate di studenti non italofoni, studenti che provengono da altre culture, da altre etnie. Benissimo, là proprio perché c'è una necessità viva ed evidente, dovresti tu Stato investire ancora di più, dotando quella scuola di mediatori linguistici, di cooperatori, di psicologi, di tante figure professionali che verrebbero ad arricchire con la loro presenza gli stessi docenti. Dopo 25 anni di insegnamento io magari ho letto molti più libri, ma ho dovuto costruire da me un percorso di psicologia dell'attenzione, di psicologia dei gruppi, di dinamiche insomma che avvengono incessantemente io insegnavo in un liceo, fra adolescenti che sia la scuola che l'università non mi aveva mai messo a disposizione, l'ho dovuto far da me, e quando potevo venivo arricchito dal confronto con quei pochi colleghi che amavano lavorare in quella stessa direzione.
Noi dobbiamo anche ricordare, perché io almeno ho i capelli bianchi, ma vedo che qualcuno in questa piazza ce l'ha, la scuola è stata affossata, è stata violentata perché è stata considerata refugium peccatorum da tantissimi ministri, con la complicità delle sigle sindacali, che per anni e anni hanno fatto entrare nella scuola di tutto e di più. Per cui non dobbiamo stupirci se le nostre scuole offrano, accanto ad esempi di eccellenza, perché ci sono colleghi meritevolissimi, anche casi di, come posso dire, insulsaggine, casi di stupidità folle, con dirigenti scolastici che non sempre ricordano di aver avuto loro stessi un passato da docenti, perché ricordiamocelo, il dirigente scolastico deve essere un primus inter pares nel collegio, ma non soltanto nel collegio. Io ho avuto, io sono del 63, un preside del mio liceo classico a Roma che tranquillamente bussava, si prendeva la sedia e veniva a seguire le lezioni dei miei docenti, perché così, stando in aula, si faceva un'idea di quello che era la didattica proposta dai singoli docenti. Invece adesso i dirigenti devono sempre e soprattutto riempire carte, partecipare a convegni, intrattenere relazioni. Non abbiamo più ispettori. In Italia sono rimasti, se non ricordo male, 80 ispettori centrali e non so quanti territoriali. Piuttosto che investire massicciamente sulla scuola, noi stiamo sistematicamente disinvestendo. Un'ultima riflessione: vi ricordate sempre il famoso video di Renzi alla lavagna? Per prima cosa l'urgenza della riforma della scuola ce l'ha detta la disoccupazione giovanile, per cui bisogna educare lo studente a rapportarsi al mondo del lavoro. Benissimo, io per primo lo desideravo e lo volevo, ma rapportarsi al mondo del lavoro, al mondo della produzione è una cosa, subalternarsi alle esigenze dello stesso è tutt'altra cosa. E allora io non voglio che, per esempio, esattamente come sta già avvenendo in alcuni istituti scolastici dell'Emilia, siccome il supermercato presso cui mamma e papà vanno a fare la spesa ti dà il bollino con cui poi alla fine puoi acquistare la LIM, oppure puoi acquistare il software didattico, perché questo ti hanno detto i tuoi docenti, alla fine tu divenga, attraverso un'opera di fidelizzazione indotta, ad essere un consumatore fedele e servile. Noi questo non ce lo possiamo permettere. Guardate, sarebbe anche interessante fare una veloce ricapitolazione delle aziende che già ad oggi si sono messe a disposizione degli istituti scolastici. E allora quando scopri che dietro c'è Samsung, quando scopri che dietro c'è la Lega delle cooperative, quando scopri che dietro ci sono alcuni giganti della grande distribuzione organizzata, beh, qualche domandina te la fai, perché il privato, come giusto che sia, i suoi soldi li usa per far profitto, ma la scuola non deve far profitto, la scuola deve promuovere istruzione e, se ne è capace, cultura. Ma intanto quantomeno istruzione, perché a mio avviso c'è sempre da distinguere istruzione da cultura. Io conosco tante persone che hanno grande cultura e poca istruzione, molti contadini non hanno un titolo di studio ma hanno una saggezza, una sapienza che mi fa invidia, e ci sono tante altre persone che magari sono grandissimi eruditi, hanno tanta istruzione ma dimostrano poi di aver ben poca soffrosione, si sarebbe detto in attico. Però adesso sono a vostra disposizione, fatemi domande, perché come voi capite, insomma, di scuola potrei parlare per ore, ma sarebbe il caso di terminare. Nicola, io
da tutti il resto dei nostri attivisti sono definiti un saggio. Sono anche diciamo che però no, effettivamente non sono più giovane, però mi sto stancando di essere un saggio. Vorrei mantenere la mia saggezza, la mia tranquillità assieme a tutti i nostri attivisti, però comincio a essere veramente stanco. Ho 69 anni e quindi sono veramente stanco. La mia saggezza sta finendo là dentro, in quel bidone della spazzatura. Cosa possiamo fare? Cosa possiamo dire a questi giovani? Qual è l'umore dei nostri portavoce all'interno della Camera e del Senato? Continuiamo a credere, assolutamente nel movimento ci stiamo credendo, perché a 69 anni, dopo che ho cambiato, ti puoi immaginare se vado ancora a cambiare. Credo nel movimento, voglio continuare, voglio sentire te che mi trasmetta l'umore dei nostri portavoce all'interno della Camera e del Senato. Grazie. Non sto parlando di scuola, però è abbastanza generico. Allora, intanto il 7 luglio arriverà alla Camera il provvedimento La Buona Scuola. Io vi suggerisco, se potete, di andare a leggere lo stenografico, il resoconto stenografico del dibattito in aula ieri mattina, prendendo in considerazione le parole della senatrice Dirindin, senatrice del PD. Dal cognome presumo anche che possa essere, insomma, probabilmente venera, comunque settentrionale, perché lei ha indicato 3 formidabili ragioni per non votare la riforma della buona scuola, salvo poi votarla. Però ormai è inutile che mi ripeta, questo è lo stato dell'arte. A me ha colpito uno dei 3 argomenti, perché era dedicato a come questa riforma si dimostri assolutamente insensibile nei confronti degli studenti, e non soltanto degli studenti, cosiddetti diversamente abili. Quindi questo è un motivo in più per essere incazzati con questi signori che rilevano questa assurdità, questa iniquità, salvo poi votare a favore. Dal 7 certamente noi in aula alla Camera porremo in atto tutte quelle possibili alternative a che il provvedimento in questione venga ad essere legge, però dato il livello di letargia in cui alcuni cervelli parlamentari continuano a mantenersi, io non credo che ci sia speranza a livello parlamentare e pertanto, caro amico non più giovane, io penso che il nostro compito sia soprattutto uscire fuori dai palazzi, ed è questo uno dei motivi per cui appena la mia presenza non è necessaria là, io sono fuori. Qualcuno ricorderà, scusate ma questo era il mio vecchio mestiere, qualcuno ricorderà il mito della caverna che Platone ha saggiamente illustrato e Politeia nella Repubblica. Bisogna avere enorme pazienza, bisogna usare l'arma del sorriso, perché noi dobbiamo imparare ad essere sempre rassicuranti e sempre sorridenti. Noi del movimento non siamo, se non a livello di battute, se non a livello di buttate che dal palco possono essere tranquillamente e giustamente proposte, noi non siamo quelli dei processi sommari di Piazzale Loreto, per intenderci, a testa in giù, no, noi siamo quelli della cultura della innovazione, per favore. Noi siamo quelli che con umiltà accettiamo qualunque sfida perché sappiamo che la conoscenza ci porterà avanti, ci porterà oltre. E allora, noi dobbiamo avere la calma di acchiappare, lo so, ho detto la calma, forse dovevo aggiungere qualche aggettivo, la biblica pazienza di Noè.
perché ci vuole pazienza. D'altronde, se per 25 anni di insegnamento non ho avuto alcuna denuncia per maltrattamento nei confronti degli studenti, qualche merito lo dovrò comunque avere. Noi dobbiamo avere la calma di portare gli altri alla constatazione di come finora abbiano vissuto in un mondo altro. È come se tu ad un tossico dovessi far capire che sta bruciando la sua vita intorno a un mito falso. Noi dobbiamo fare un'operazione di demitizzazione. Guarda che tutto quello in cui finora hai riposto fiducia è una cazzata. Se c'hai la capacità, naturalmente argomentando, perché una cosa è asserire, un'altra cosa è argomentare e dimostrare. Se tu hai questa pazienza e poco alla volta convinci l'amico, convinci il collega di lavoro, convinci chi ti abita sopra o sotto, poco alla volta provochi quello smottamento di cui il sistema ha terribile, fottutissima paura. Perché il sistema ha paura, non fatevi neanche abbacinare dai finti miti che debbono essere proposti per tagliarci le gambe. Oggi si chiama Matteo Salvini, magari dopodomani si chiamerà Giorgia Meloni oppure Maurizio Landini. Questi sono nomi che il sistema incessantemente propone, ve lo ricordate Ingroia? Aveva la stessa funzione, oppure quell'altro, il banchiere che è salito in politica, Monti. Poi la tecnocrazia che cosa è diventata se non l'espressione, una sorta di escrescenza del PD? Al Senato ormai sono tutti passati nel PD, a dimostrazione del fatto che loro debbono avere 18 differenti facce, perché caspita almeno una credibile ce l'avremo, con quella raccatteremo qualche voto e ci salviamo il culo. Anche Morra dice parolacce, non sono soltanto di Battista e gli altri o la taverna e via dicendo. Badate, io propongo anche una riflessione in merito alle ultime amministrative. Ho girato, sono stato in tanti posti e mi sono reso conto che quello che un tempo era un fenomeno solo e soltanto meridionale è diventato in pratica un fenomeno nazionale. Nel Vangelo c'è la narrazione dell'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci, adesso c'è stata la moltiplicazione delle liste. Per cui venivo qua a Portogruaro, 26.000 residenti, 399 candidati, non so quanti candidati a sindaco. Avanti, c'è posto, prego, s'accomodi, c'è tutti che avevano un posto. Naturalmente c'è sempre la possibilità di sfruttare l'ingenuità del sempliciotto. Ve lo ricordate sempre Renzo, il Renzo di Manzoni, no? Non Renzi, ma quello è molto più fetente. Bene, tutti quanti vorremmo poter dare un nostro contributo e magari tantissimi in buona fede ci cascano. Poi però alla fine magari non vieni eletto, hai svolto il tuo compito, cioè assicurare un pacchetto di voti seppur minimo, e con il tuo pacchetto di voti, ragionateci per favore, hai impedito che la lista del Movimento 5 Stelle potesse arrivare al ballottaggio. Noi in 5 comuni, in 5 grandi comuni siamo arrivati al ballottaggio. In quanti abbiamo vinto? 5. In 4 occasioni su 5, i nostri avversari al secondo turno hanno preso meno voti che al primo turno. Ragionateci. Hanno preso meno voti che al primo turno, cioè non hanno saputo confermare neanche i loro voti. Non dico non hanno saputo prendere consensi da chi al primo turno non l'aveva votati, no, neanche i loro sono stati capaci di trattenersi. Perché? Perché se lei è candidata sindaco, ma poi ci sono 18 liste e nelle 18 liste io sono costretto a votare il mio cugino, tu sei costretto a votare il capo condomino, lei c'ha, mi scusi, l'esempio non è proprio calzante, però c'è il presidente della bocciofila, è difficile vedere donne giocare a bocce, però magari non lo sappiamo, ci può anche essere questo.
Poi alla fine si sfrutta il vincolo sociale per un fine politico, che è un fine partitocratico, perché mettiamoci bene in testa, il nostro avversario è la partitocrazia. Fin quando ci sarà gente che camperà di politica e soltanto di politica, noi avremo dei problemi, perché la gente deve tornare a capire che la politica deve essere solo e soltanto servizio. Quel servizio civile per cui noi come attivisti abbiamo deciso anni e anni fa di iniziare a fare banchetti, di iniziare a mettere in mano volantini. Io nel 2011 mi sono presentato alle comunali di Cosenza come candidato consigliere, e quando davo i volantini venivo tranquillamente preso per il culo. Ah, tu schiavo di un comico, mi si diceva anche, ma tu sei bravo, potevi pure presentarti per un partito, e io rispondevo no grazie, sono ricco di famiglia. Non è vero, però avevo sempre, perché mi è stato insegnato che ci si deve far bastare quello che si ha, con la via dell'onestà. Poi il tempo è galantuomo. Ora ci vuole pazienza, ma semplicemente gutta cavat lapidem, la goccia scava la roccia. Una cosa oggi, una verità domani e via dicendo. Diamogli alcune verità. Io noto che anche e soprattutto nel cosiddetto mondo della sinistra vi è un tasso di disinformazione in merito a tante cose allucinanti. Adesso per la battaglia sulla scuola io sono stato avvicinato da tantissimi che hanno votato ancora PD, SEL e così via e hanno cercato sponda. Ancora oggi ho dovuto spiegare che sul voto di fiducia non si può votare per i colleghi assenti, perché il voto di fiducia avviene passando sotto la presidenza dell'Aula, passi dietro il banco del governo e dici o sì o no. Non ci può, perché ti chiamano nominativamente, quindi non ci può essere uno che ripreso dalle telecamere chiamano Finocchiaro, mi presento io, sì. No, non esiste. Però ecco, queste domande me le facevano docenti che hanno una storia di impegno politico e poi dimostravano, perché tutti quanti siamo ignoranti, e lo siamo perché il sistema riesce a governare più facilmente chi è sprovvisto della conoscenza. Insegnava un certo Sir Francis Bacon, cioè Bacone, knowledge is power, la conoscenza è potere. Per cui se tu lo controlli in pochi, tu hai fottuto tutti gli altri. Ed è questo il motivo per cui loro ci vogliono con l'isola dei famosi, oppure con Matteo Salvini o Matteo Renzi. Vi siete domandati quanto spesso quest'anno siano stati in video i due Matteo? Per non parlare del terzo, Orfini, il presidente del PD, nonché commissario del partito più onesto che ci sia a Roma, il PD mi pare. Ora, io sono convinto che poco alla volta, partendo, voi siete friulani e allora avete il problema del dei termovalorizzatori, i problemi dei termovalorizzatori, che sono un modo gentile ed elegante per non dire inceneritore. C'è qualcuno che ha anche provato a coniare dissociatore molecolare. Poi avete il problema dei rigassificatori e mi pare che ce ne abbiate anche due, insomma, non uno, perché è meglio abbondare, melius abundare quam deficere. Insomma, avete problemi occupazionali, avete il problema di Mercatone 1 con i punti, insomma, avete tutti i problemi di cui soffriamo noi italiani, perché ormai non c'è più un nord-est ricco, perché anche questo si è rivelato un mito. Io provengo da una regione che ha oltre il 64% di disoccupazione giovanile, spero e credo che in Friuli non sia così, però sono convinto che anche qua si stia alimentando emigrazione giovanile ed intellettuale, perché con un mercato del lavoro, o meglio con un sistema produttivo che non avendo investito in innovazione
lavora soltanto a salvaguardare tecnologie e produzioni che garantiscono basso valore aggiunto, chi ha più cervello e chi si è più specializzato qua non trova lavoro e se ne deve andare. Io ho ex studentesse, ex studenti che lavorano in Africa, in Asia, in Sud America. Ho un'ex studentessa brava, bravissima, ma che lavora, maledizione per noi italiani, con il telelavoro in Polonia per una società olandese, perché il telelavoro in Italia è qualcosa di effimero, è qualcosa di fantasmagorico, cioè una bufala. Tutti quanti sappiamo che se si investisse sul digitale, soltanto per questo il PIL aumenterebbe in automatico dell'1%. Allora perché non lo facciamo? Perché ognuno ci deve mettere la sua bandierina. Ma io che c'ottengo? C'è sempre una commistione di interesse privato nella gestione dell'interesse pubblico che è da rigettare al mittente. Queste cose le faceva il PD, le faceva il PDL, ma noi vogliamo un'Italia diversa. Per cui pazienza, pazienza, pazienza e sorriso. Sì, lo so che c'è il moto di indignazione, ma noi non dobbiamo neanche cedere alle provocazioni di questi fetenti. Con il sorriso dobbiamo smontare le loro argomentazioni. Come? Usando molto spesso loro stessi. Ho citato il caso della Dirindin, oppure volete un altro nome, Walter Tocci in commissione ha smontato la riforma, salvo poi, lui no, non partecipare al voto, perché c'è una bella differenza ontologicamente sostanziale fra votar no e non partecipare al voto. 4 senatori della cosiddetta minoranza Dem non hanno partecipato al voto. E se noi siamo ancora ad aspettare che questi qua capiscano, abbiamo necessità di non fare riferimento agli eletti, abbiamo necessità di fare riferimento agli elettori, perché probabilmente sono loro molto più liberi, perché poi il palazzo, se tu inizi a starci, ti ingabbia, ti seduce e poi dopo ti sfrutta e ti abbandona. Vi ricordate Fassina, Fassina chi? Vi ricordate Cofferati, vi ricordate tutti questi nomi, ma li potremmo fare anche dall'altra parte. Io ieri sono stato fermato da un ex consigliere comunale di Marsala di Forza Italia che ha deciso di sostenerci e mi chiedeva ma come si può fare così via. La strada di Damasco è ricca di conversioni, a noi fa piacere, naturalmente tutti possono diventare attivisti, anche dei pluripregiudicati. Voi vi immaginate fra poco qua Giancarlo Galanno oppure Silvio Berlusconi che volantinano per noi non lo rifiutiamo, perché questo significa lavorare gratis per una comunità, ma se poi vuoi diventare un candidabile sappi che le regole del movimento sono tali per cui, senza che te lo dico, senza che arriviamo al paradosso di De Luca. Noi italiani siamo, vedete, maestri del diritto, non soltanto Renzo, ma bisogna anche ricordare Azzecca Garbugli, fatta la legge, trovata l'inganno. Noi abbiamo una legge per cui ci si può candidare ma non si può essere eletti, però si è eleggibili, però non si può arrivare alla proclamazione, per cui tu puoi essere eletto con i voti ma poi quando c'è la proclamazione decadi immediatamente. Insomma, soltanto in Italia certe cose possono avvenire. Cerchiamo di normalizzare il paese, perché normalità deriva da norma, norma è in greco nomos. A me piacerebbe tanto un paese normale piuttosto che un paese abnorme o, se volete, enorme, in cui il prefisso è rinvia al latino ex per indicare distanza, separazione, allontanamento. Noi più lontani siamo dalle norme meglio ci sentiamo. Un altro che vuole approfittare, capita tutti i giorni. No, io sono... No, grazie Mara. Ho molto apprezzato la parte un po' più avanti. Finale del tuo intervento di prima,
prima, laddove volevi affermare questa necessità di smarcarci dalla Confindustria nella formazione delle scuole, in buona sostanza. Ti devo anche dire però che mio padre è morto dicendo questo è il paese che non volevo. Io non vorrei morire dicendo la stessa cosa. Io capisco la tua fiducia nel futuro, però il futuro ha bisogno anche di strumenti per affermarsi. Cioè non occorre avere ragione, bisogna anche vincere. E per vincere, esatto, e per vincere bisogna avere gli strumenti per vincere, che allo stato attuale appartengono a chi comanda, che è l'informazione. Noi abbiamo in questa regione una informazione non drogata, drogatissima, che si guarda bene dal dare notizia dei deputati che vengono in visita alla regione, che si guarda bene di occulta tutte le notizie che riguardano quanto più possono. Questa è la RAI, che è strumento pubblico, questi sono i giornali che pigliano denari pubblici e che fanno un'opera sistematica, continua di appoggio alla Serracchiani e al governo di Renzi. Ora, questo stillicidio ahimè voglia a sorridere, a far vedere le nostre ragioni, ma poi la gente comune che non ha il coraggio di venire qua in piazza e che se ne sta in casa sua subisce questa informazione. Questa è la lotta, secondo me, sulla quale noi dobbiamo enfatizzare e spingere la nostra iniziativa. Grazie. Lui è stato sintetico, cercherò di esserlo anche io. Le parole che sono state dette mi hanno ricordato una riflessione di Saviano, quando esattamente Saviano si domandava se era giusto, se era lecito rimanere da onesti a Casal di Principe, a San Cipriano d'Aversa, insomma nei comuni del Casertano ove i famosi Sandokan non rapivano alcuna perla di Labuan ma facevano altro. Saviano asseriva che rimanendo là e anche senza condividere quello che facevano i vari signori Schiavone e via dicendo, ma semplicemente andando a fare la spesa al supermercato che pagava la mazzetta agli Schiavoni, andando a comprare il giornale presso l'edicola che era di proprietà di e così via, si contribuiva a rafforzare il sistema. E allora, a mio avviso, siccome il sistema è un sistema economicamente fondato, noi dobbiamo avere la maturità di attaccarlo appunto attraverso una sapiente opera di ripensamento dei nostri consumi. Qualcuno ricorderà Naomi Klein, l'attivista che ha promosso Nologo e che ultimamente ha pubblicato in Italia solo una rivoluzione ci salverà. Noi dobbiamo educare noi stessi, prima ancora che gli altri, a consumi intelligenti, a consumi critici. Vi faccio un esempio. Ieri mi hanno chiesto, perché noi dobbiamo comunque andare in televisione, dobbiamo rapportarci a questo mondo, benissimo, hanno chiesto che rilasciassi un'intervista ad un quotidiano calabrese, l'ho fatto. Naturalmente il titolo è stato del tutto divergente, il famoso pensiero divergente rispetto a quanto avevo asserito, ma se uno legge con pazienza l'articolo trova in pratica quanto ho detto. Mi telefonano da Cosenza, ma cosa hai detto che non presenteremo la lista? Veramente questo non mi sarei mai potuto azzardare a dirlo, anche perché io non decido per nessuno. Se anche questo dovesse essere il mio pensiero, non è certamente Nicola Morra che decide per tutti. Sì, infatti è scritto nell'articolo, però il titolo, ma voi sapete che i giornali hanno determinate logiche, siccome noi siamo diventati non più dei lettori, bensì degli sfogliatori
di pagine di giornali, ci fermiamo al titolo e il titolo deve scioccare affinché si legga l'articolo. Sì, ma ci vuole la smentita. Telefono al giornalista, chiedo al giornalista di consentirmi di girare la telefonata registrata ai miei. Da questa telefonata si evinceva tutto quello che avevo appunto detto. Lui mi autorizza, giro la telefonata ai miei, ma ci vuole la smentita sul giornale. Scusate, noi siamo quelli che vogliamo il più presto possibile la fine del giornale cartaceo, vogliamo la disintermediazione fra l'informazione e l'informato, e